Il terremoto dello scorso 30 ottobre ha costretto gli abitanti di Norcia a lasciare purtroppo le loro case, molte delle quali ormai totalmente distrutte. E tra le persone che quella maledetta domenica sono dovute fuggire via, c'è anche chi fino a quel momento praticamente non aveva mai messo il naso fuori di casa, per una precisa scelta di vita. Sono le suore di clausura di Norcia. Le immagini di loro che spaesate scappano via dal loro convento che sta per crollare hanno fatto il giro del mondo. Adesso hanno trovato ospitalità in un altro convento dell'Umbria e noi siamo andate a trovarle. Questa simpatica vecchina è Suor Gabriella. Buongiorno. Buongiorno. Lei invece è Suor Annalisa. Poi c'è Suor Mediatrix, Suor Veronica. Piacere Roberta, piacere. Allora, c'è speranza che si ferma questo terremoto? Speriamo. Voi state pregando? Preghiamo. Oh, è stato un macello, figlia mia. Stavamo lì a dire le lodi, tutto d'un tratto. Così ci alzava, ci calava, ci alzava, ci calava. E il calcinaccio sulla destra. Così non sapevamo cosa fare. Saltava il suolo. Tutti libri per aria. E c'è chi ha pensato anche al peggio. Dico, ormai siamo per morire. Ma come? E beh, mi sono rassegnata, devo farlo. E invece? E invece il Signore ha voluto qua. Ma per fortuna a tirar sugli animi ci pensa Suor Flavia, che riesce a scherzare anche sulla propria malattia. Lo faccio da me anche il terremoto, che mi tremano le gambe, le mani. A un tratto vengono i vigili del fuoco. Fuori. Qui non ci potete stare. Oddio. Ed è comprensibile il loro stupore, perché non avrebbero mai pensato di uscire dalla clausura. Siamo abituati a lavorare solo dentro il monastero. A 50 che sto in monastero. Invece il terremoto mi ha fatto scappare. Ha fatto scappare. E anche se il loro monastero è ormai crollato, riescono comunque a rimanere allegre e a raccontare quei brutti momenti con spensieratezza. Molto bello quando i vigili di fuoco hanno portato lei come protagonista. Bello. Come il Papa. E soprattutto riescono a vedere il lato positivo. È vero, Norcia è crollato, però l'unica cosa che il Signore ci ha fatto la grazia, non c'è stato nessun morto. Una visione completamente diversa da quella di Don Cavalcoli di Radio Maria. Dal punto di vista teologico, questi disastri sono una conseguenza di queste offese che si recano alla legge divina. Pensate alla dignità della famiglia, alla dignità del matrimonio. Questi disastri si possono considerare un castigo divino. Ma con queste strampalate teorie le suore di Norcia non sembrano essere affatto d'accordo. Il Signore non castiga mai i figli. Ma ora vogliamo farci una chiacchierata tu per tu con la suora più spastosa di tutte. Come ti chiami? Suor Flavia. Da dove vieni? Da Tonara, provincia di Nuoro. Hai un soprannome? Nonna, la più vecchia sono. Perché? Quanti anni hai? 91. Te li porti bene? A quanti anni sei entrata in clausura? A 23 anni, ero giovane. Com'eri da ragazza? Prepotente, ero svelta a picchiare. Da giovane ti sei mai truccata? Maleducata no. Ho detto truccata. Ah no, è simile alla mamma. Una volta che la compagna mia mi aveva messo la cipria e vado a casa e mamma mi ha lavato la faccia. Perché sei entrata in clausura? Ho sentito che ero peccatore e mi dovevo convertire. E quando l'hai detto ai tuoi genitori, come l'hanno presa? Mamma non mi lasciava, dice ma perché te ne vai? Non ti manca niente, ti fanno mangiare i cavoli tutti i giorni. Alla fine ho vinto io. Un oggetto che hai portato con te in monastero? L'ombrello. E mamma mi ha detto, ma siete di clausura l'ombrello che ci fate? E se non ti fossi fatta monaca, cosa ti sarebbe piaciuto fare? Il dottore. E perché il dottore? Mi piaceva. Cosa vuol dire essere suora di clausura? Essere più raccolte. Ma oltre a pregare da mattina a sera, cosa fanno tutto il giorno le suore di clausura? Fanno le cose di casa, come le mamme, no? E tu? Adesso più niente, soltanto il rosario posso dire. La cosa più bella di questi anni di clausura? La preghiera, cantare. Qual è la tua canzone preferita? E l'inni in latino. Tipo questo. Sì. Se potessi tornare indietro, ti faresti di nuovo suora di clausura? Sì. Sei felice? Sì, felice. E ho vissuto bene la mia vocazione. Ti fa paura la morte? No, non mi fa paura. Consiglieresti ad una ragazza di entrare in clausura? Mi sa che non le trovi, sa. E allora convinci una ragazza a entrare in clausura? Non si possono invogliare così, sa, se non c'è la chiamata di Dio. Prima di farti suora, ti sei mai innamorata? Ah, innamorata, ma uno gironzolava così, ma io non le ho dato ascolto.
Suor Flavia sembra un po' intimorita dalla madre badessa e allora appena rimaniamo soli glielo richiediamo. Non sarà mai innamorata prima, sì. Come ti immagini il signore? Sì, che l'ha visto mai. Piatto preferito? Il ricamo. Ho detto piatto preferito! Hai piatto per mangiare? Oh beh, tutto è buono. La cosa più divertente che ti è successa in clausura? Ne fate tante, curiosi. Vai d'accordo con le altre sorelle? Qualche volta capita qualche scrizio così, no? Ma subito ci chiediamo perdono, ecco. Qual è la suora che ti fa più divertire? La madre badessa no, perché mi sgrida. Cosa ti fa arrabbiare? Quando non fanno le cose a modo mio, sono un po' esigenti. Cosa conosci del mondo esterno? Poco e niente. Qual è il tuo film preferito? Mai un film ho visto. La TV però la vedi? Guardiamo il telegiornale e basta. E il telegiornale che impressione ti fa? Le notizie belle sono contenta e quelle brutte metto a pregare. Vabbè, ti lasciamo le tue preghiere. Facci un saluto. Ciao mondo. Ciao.